Ciao amici di Matto Scacco, oggi vediamo una partita di una delle due delle sorelle Botez, sorelle famosissime per il loro fascino e per essere anche delle abili giocatrici. In particolare Alexandra, che se non erro è quella più grande, è una giocatrice professionista, mentre Andrea, che è la sorella più piccola, e invece è una giocatrice amatoriale e hanno partecipato al torneo di Praga, l'internazionale, e andiamo a vedere questa partita. Questa partita tratta dal quarto turno dove Andrea sfida Ludo Tolluizen, scusatemi la pronuncia, un giocatore da 2000 punti, e andiamo a vedere come se l'è giocata Andrea Botez, che ultimamente tra l'altro si sta dando anche lei alla musica, facendo la DJ. Ora da musicista classico che ha fatto 40 anni di conservatorio dovrei dire che i DJ non sono musicisti, ma ormai qui vince sempre il politically correct. Allora andiamo avanti senza polemiche, oggi siamo tranquilli. Alfiere F4, mi sapete dire che apertura è questo cavallo C3 e questo alfiere F4? Sembra una sorta di London System e infatti è il Jobava London System. Questo è un sistema che utilizza il bianco, che sta andando veramente tanto di moda, e nei mesi successivi abbiamo già i corsi pronti, sono lì per uscire. Usciranno sulla Matto Scacco Academy il corso su come giocare questo sistema e il corso anche su come giocare contro questo sistema, realizzati da due fortissimi giocatori titolati. Alfiere F4, dicevamo, cavallo di 7. Il nero sta cercando di impiantare un impianto di tipo moderno. Donna di 2, qui si prevede un arrocco lungo e un arrocco corto, quindi una partita veramente difficile. Reazione verso il centro, a questo punto la situazione è che l'alfiere deve scappare, alfiere G5 e arriva cavallo F6. Arriva rocco corto e adesso H6. La famosa si chiama l'interrogazione sull'alfiere. Il pedone dice: senti alfiere, te cosa vuoi fare? Vuoi andare in H4? Vuoi catturare il cavallo? Vuoi andare in E3? Secondo la tua esperienza, qual è ora la mossa corretta da fare? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Allora, ci sono solamente 3 possibilità, quindi è il 33% di possibilità di fare giusto. Ti dico che sia H4 sia la cattura sono buone. La meno buona è alfiere 3, ma non perché la ritirata in genere non va mai bene, ma perché in questo specifico caso, dopo cavallo in G4, ed è così che va la partita, questo alfiere è perso. Qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. Quindi alla fine di tutto ciò ne consegue che questo alfiere ha fatto un giro incredibile. Era andato in F4, poi da F4 è andato in G5, poi da G5 è andato in E3 e alla fine è scomparso dalla scacchiera. Ricordiamoci questo principio molto importante, che sarà un principio chiave del corso che uscirà appunto questo mese a marzo, il corso più completo sulla strategia sull'Accademia, che dice: più un pezzo ha fatto strada all'interno della scacchiera, quindi si è mosso tante volte, quindi ti ha rubato diversi tempi, più acquisisce di valore. E quindi noi non possiamo permetterci che un alfiere che ha già fatto così tante mosse F4, G5, 3, che a un certo punto scompaia dalla scacchiera. E infatti il giocatore col nero conosce molto bene questo principio e l'alfiere è scomparso. Adesso bisogna capire con cosa catturare. Sicuramente la cattura con donna è migliore, anche perché poi scopre la torre a raggi X contro la donna avversaria. Qui la Botez decide di giocare pedone per 3. Questa mossa non mi ha fatto impazzire, e ti dico che se qui si va in un finale il nero sarà molto meglio. Perché? Perché avrà contro cui giocare. Qui ci sono due pedoni doppiati e isolati, non ci sono pedoni amici sulle colonne adiacenti. Quindi questi due pedoni sono sicuramente delle debolezze. Arrocco corto, alfiere C4, C6, manovra e mossa indispensabile per tenere il controllo sulla casella D5, altrimenti il bianco sarebbe diventato troppo forte. E ora arriva una mossa da parte del bianco molto carina. Che cosa giocheresti ora come bianco? Io senza ombra di dubbio Re B1. Re B1, che è la terza scelta del motore. Così, perché la partita deve ancora entrare in gioco, quindi Re B1 nell'arrocco lungo 9 volte su 10 ci azzeccate. Qui
La Botez gioca regina di 6, prendendosi questo avvampostino molto carino. Qual è l'idea di donna di 6? Ok, impedisce lo sviluppo della donna via E7, via C7, ma non credo che il nero avrebbe voluto sviluppare la donna in una di queste case. L'idea molto più sottile e tattica è quella di giocare regina per G6 e il pedone F è inchiodato, quindi si otterrebbe una situazione di questo tipo, molto interessante. Per contrastare ciò il nero gioca reina H7, adesso ovviamente questa situazione non funziona più perché adesso il pedone non è inchiodato. Arriva torre in H, va in F1, si cerca di puntare a raggi X il più volte possibile, il punto debole in F, e il nero controgioca con donna B6. L'idea è: io vengo subito a darti scacco e poi ci pensiamo. Qui, come potete vedere, la barra laterale dà vantaggio pieno al bianco. Riesci a vedere qual è la mossa che deve fare il bianco per avere il vantaggio pieno? Non è assolutamente semplice. In partita viene giocata a cavallo D2 con vittoria mancata per il bianco. La mossa che avrebbe fatto vincere la partita era alfiere per F7. Una mossa non difficile da vedere, di più. Perché è così difficile? Perché sembra che il nero abbia subito un'intermedia forzata. È vero che il nero ha l'intermedia forzata, ma dopo questa il problema rimane. C'è l'attacco, doppio attacco su G6 e qui non so come si può difendere il nero. Sparo donna G5 per difendere qui. Cosa dice il motore? H4 per distogliere la regina da questa difesa. Se la regina va sul bianco arriva, penso, qualsiasi altra cosa. Vediamo che secondo me qui c'è veramente di tutto. C'è anche G4, c'è veramente di tutto. G4, la regina cattura, torre qui. Insomma, è veramente veramente un incubo. Forse la regina può tornare qua, però a questo punto no, scherzo, no, non può tornare qui. Va bene, comunque era veramente difficile da vedere, soprattutto perché c'era questo scacco che sembrava comunque buono per il nero, ma in realtà, andando a vedere la posizione più nell'interno, si vedeva che questa mossa non era un problema. Non viene giocata alfiere per F4, ma cavallo D2. L'idea è la stessa, ma il sacrificio in F7 avrebbe reso tutto il gioco più veloce, perché ora qui comunque il nero gioca F6, qui arriva cavallo A4 minacciando la donna cattura in E3. La donna in E3, converrai con me che non sta molto bene, facilmente attaccabile dalle torri che possono entrare in gioco, torre F3, la regina si toglie, donna in E7, la donna si toglie dal cambio delle donne e si porta in una situazione molto critica, la torre è immobilizzata, il bianco ha il controllo sulle case chiare, arriveranno probabilmente sempre attacchi anche da questo lato, il nero ha il pedone in più ma sta parecchio male. Pedone in A6 e adesso torre in D3. La regina è praticamente in trappola. L'unica via di fuga è quella di andare in A7, ma quanto bene potrà stare la regina in A7? E adesso bisogna cercare di capire come sfruttare questa situazione, perché se non la sfruttiamo nel modo corretto, il nero si riprende. Esempio, se facessimo una mossa tranquilla, non so, anche H4 secondo me in questa situazione è troppo tranquilla, il nero si riprenderebbe, il nero giocherebbe B5, doppio sui pezzi, alfiere B7, fa comunicare le torri e il nero non ha più nulla da temere. Qui la Botez è stata molto brava a giocare alfiere in F7, bellissima mossa. Ci sono tante idee dietro questa mossa, ovviamente l'attacco su G6 è l'idea principale e qui il giocatore col nero, che è un giocatore da 2000 punti, decide di sacrificare la propria qualità per togliere questo alfiere che era una spina nel fianco, era l'unico controllore delle case chiare. Adesso per fortuna il bianco non ha più il controllo delle case chiare, quindi il nero tira una boccata, però ha dovuto dare la qualità. Torre G3 intermedia su questo cavallo per attaccare il pedone G6. Il motore dà come mossa scorretta, ma questi attacchi fanno molta paura, soprattutto se sono in prossimità del re. Qui arriva praticamente un cambio di donne forzato, ma noi sappiamo che adesso il bianco in teoria ha un vantaggio di materiale perché ha la qualità. Abbiamo due pezzi leggeri, una torre a testa e poi diciamo che lo squilibrio è dato da torre del bianco e alfiere del
del nero. Tra l'altro il nero ha la coppia del alfieri, quindi non è assolutamente male la posizione. Cavallo A5, qui arriva un altro possibile cambio e a questo punto torre C3. Adesso bisogna capire, perché se queste torri riescono a entrare in gioco, il bianco avrà vita facile. Se questi alfieri del nero riescono invece a dominare la scacchiera, sarà molto difficile per il bianco. Alfiere C4, cavallo in A5. Adesso arrivano una serie di complicazioni non dovute, perché alla fine di tutto ciò il bianco sta ancora meglio, ha guadagnato praticamente un pedone. Questi alfieri cercano di chiudere le entrate di torri, ma possono essere scacciati molto facilmente. Potrebbe venire spontaneo giocare C3, il motore la consiglia come terza scelta, ma io condivido lo stile di gioco della Botez. Allora, quando giochi contro la coppia di alfieri, devi evitare di spingere i pedoni, perché ogni spinta che fai indebolisce gli altri. Quindi cavallo C6 è sicuramente la mossa migliore, porta il cavallo in gioco perché il cavallo da bordo scacchiere non sta facendo nulla e comunque apre perché qui ora l'alfiere si deve togliere. Alfiere 3 scacco, re B1, H5, torre di 7 scacco. Adesso la torre entra dietro ed è un problema, può entrare anche in sesta traversa. Credo che questa torre sia molto più forte degli alfieri. Torre di 6, re G5, G3 per limitare il re nemico e alfiere C5. Errore decisivo secondo il motore perché arriva H4, ottima mossa, il re è costretto ad andare in G4, la torre va in F6, dopo re per G3 arriva la scoccata finale. Si può giocare subito torre G6 scacco, ma più forte ancora è questa mossa, cavallo per E5 con minaccia su alfiere, e alla prossima ovviamente il bianco si prende anche questo pedone. A questo punto, alla 38esima mossa, il nero decide di abbandonare e la nostra Andrea Botez vince questa bellissima partita, incrementando notevolmente il suo elo, perché quando sfidi un giocatore con 200 punti in più e lo batti, sono veramente veramente tante soddisfazioni. Bene ragazzi, io vi ricordo come sempre che a marzo, in questo mese, uscirà il corso più completo sulla strategia mai realizzato. Sarà qualcosa di folle, ve lo dico già, e con tante robe, vabbè, lo verrete a scoprire. E niente, ci vediamo prossimamente nel prossimo video. Ciao!